Affitti in nero e redditi non dichiarati per 120.000 euro. E questo è il bilancio dell'attività di monitoraggio svolta sin dall'inizio dell'anno dai finanzieri della tenenza di Melito Portosalvo a Reggio Calabria, sul fronte della lotta all'evasione fiscale nel settore delle locazioni immobiliari. Le fiamme gialle hanno passato al setaccio le posizioni di diversi titolari di cospicui patrimoni immobiliari nella cittadina ionica, scovandone numerosi che dopo la stipula dei contratti di affitto avrebbero eluso i controlli del fisco non dichiarando i proventi percepiti dagli affitti. Per quelli che gli inquirenti hanno definito i furbetti degli affitti sono scattati immediatamente i controlli tributari. Un ordigno di medio potenziale è stato fatto esplodere davanti alla saracinesca di un magazzino attualmente non utilizzato a Zambrone. In passato nel locale c'era una farmacia. L'esplosione ha provocato danni alla serranda e ad alcuni arredi interni, provocando anche un incendio che è stato domato dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Una full immersion nelle emergenze chirurgiche post-trauma. Nella sala multimediale del nosocomio, gremite e attenta, sono state affrontate e approfondite le problematiche mediche, infermieristiche e legali in un DEA di secondo livello, qual è il Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Una fase di formazione e aggiornamento cui l'azienda ospedaliera e il suo direttore generale El Garizzo tengono molto. Lo stesso ospedale del capoluogo del resto continua a sopportare da solo il peso dei casi di emergenza-urgenza. Il professore Osvaldo Chiara dell'ospedale Niguarda di Milano da 2 anni dialoga con i colleghi calabresi Verre e Cosentini. Località di mare prese d'assalto nel weekend in Calabria per sfuggire all'ennesima giornata di caldo di questo periodo. Le temperature dovrebbero abbassarsi nei prossimi giorni, anche se per breve tempo, ma intanto i calabresi non si sono lasciati sfuggire l'occasione per un tuffo rinfrescante in mare, per sfuggire agli oltre 30 gradi registrati anche domenica in gran parte della regione. Frequentate anche le località di montagna alla ricerca dell'aria fresca per combattere l'afa che avvolge la città. È fissata per martedì sera, il prossimo 26 giugno alle 20:15, l'uscita ufficiale della nazionale italiana per l'8 nazioni, che si svolgerà a Cosenza dal 27 giugno all'1 luglio prossimi. Martedì infatti gli atleti di Mister Campagna saggeranno l'acqua della piscina olimpionica della città calabrese, che è pronta per assistere al prestigioso torneo a cui prenderanno parte Serbia, Ungheria, Canada e Kazakistan, Montenegro, Australia e Grecia. L'esordio dell'Italia avverrà mercoledì sera contro l'Australia. Le finali si giocheranno domenica 1 luglio.